Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi. Partiamo come sempre con tutte le notizie che hanno riguardato il nostro territorio e non solo, che hanno avuto delle ricadute sul nostro territorio. In questo momento, mentre vi stiamo parlando a Milano, sono tanti i sindaci del bacino padano che si stanno incontrando con degli esperti per ragionare e redare un patto tra sindaci per salvare la pianura padana che ormai, lo sapete, da diversi anni soffre di maldaria. I dati di Legambiente sono quanto mai impietosi, già 4 province del Veneto hanno sforato il numero massimo di PM10, quindi di limiti di PM10 annuali, quindi del 2024. Si tratta di 35 sforamenti all'anno, questo è il massimo consentito, è già stato toccato da 4 province nel Veneto. Treviso è davvero al limite e siamo soltanto ad aprile. La cronaca poi ci porta ancora nella Marca trevigiana, Farra di Soligo, dove c'è stato un incendio, ci sono 2 anziani feriti. Per fare il punto su questa prima notizia di cronaca vedo già collegata la nostra Daniela Sizia da Col San Martino. Daniela, se non sbaglio, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo in via Gravette a Col San Martino. Quella che vedete alle mie spalle è l'abitazione della coppia di coniugi che sono stati portati in ospedale per accertamenti a Conegliano. Lo vedete anche da qui, le finestre, all'interno è tutto nero, un rogo che è scoppiato probabilmente nella zona della taverna, quindi nel piano interrato. Le fiamme hanno invaso immediatamente la stanza, il fumo invece è salito nei piani superiori. I 2 coniugi si trovavano in casa, erano circa le 8 del mattino, uno dei 2 è allettato, quindi insomma con grandi difficoltà per poterli far uscire. Immediatamente sono arrivati qua i sanitari della Croce Azzurra, sono arrivati i vigili del fuoco e l'anziano è stato immediatamente soccorso, fatto uscire, mentre la signora è uscita autonomamente, però avevano inalato parecchio fumo, quindi sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Conegliano, dove si trovano tuttora per degli accertamenti. Lo vedete, insomma, la casa è stata avvolta, soprattutto il piano interrato ma anche il piano superiore dalle fiamme. Lo vedete, è tutto nero e sul posto sono anche intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco da Conegliano, da Vittorio Veneto, che hanno insomma messo in sicurezza la zona. Ora ci sono dei parenti che stanno cercando di sistemare, anche perché probabilmente insomma i coniugi già nella serata verranno dimessi, quindi potrebbero insomma tornare a casa. Ora saranno i vigili del fuoco che dovranno stabilire le cause di questo incendio, probabilmente un cortocircuito partito proprio dalla zona caldaia, dalla zona taverna, quindi piano interrato, ma si attendono ovviamente adesso gli accertamenti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri ed è arrivato anche il primo cittadino, Mattia Perencin, per verificare insomma che tutto fosse diciamo a posto, che non ci fossero persone ferite in maniera grave. Fortunatamente, come abbiamo detto, una coppia di anziani che è stata portata in ospedale, che comunque verrà dimessa nelle prossime ore, come ci hanno anche adesso spiegato i nipoti che sono arrivati qua in casa. Ci hanno detto fortunatamente stanno bene e quindi li riaspettiamo a casa. Qui da Col San Martino è tutto. Anna, la linea a te. Grazie alla nostra Daniela Sizia. Daniela, buon lavoro. Una notizia che fa tornare a parlare della strage di Suviana, dove ricorderete hanno perso la vita 7 lavoratori. È stato trasferito nel fine settimana al centro Ustioni di Padova Stefano Bellabona, 54 anni, il tecnico di 90 padovana che ha riportato ustioni su quasi la metà del corpo in seguito appunto all'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi al lago di Suviana. La famiglia aveva chiesto un avvicinamento ed è stato possibile così realizzarlo. Non c'erano immediati rischi di pericolo di vita, ma il paziente rimane in prognosi riservata. Nell'Udinese ora ci spostiamo, perché purtroppo c'è stato un incidente mortale. Siamo nella frazione di Lauco, ha perso la vita un giovane di soli 24 anni. Vediamo.
Gravissimo incidente nella mattinata di lunedì 22 aprile 2024 quando due autovetture si sono scontrate in maniera frontale lungo la strada 355 nel territorio abitativo di Lauco. Un bilancio molto pesante con una persona deceduta e l'altra ferita gravemente. Come di consueto sono ancora in fase di accertamento le dinamiche esatte dell'incidente che è avvenuto poco dopo le 7 di mattina. Chi ha assistito allo scontro tra le due vetture lo ha definito molto violento e non a caso uno dei due conducenti è morto sul colpo per le gravi ferite riportate. A perdere la vita è stato il 24enne Thomas Dell'Inz di Ovaro che da quanto si vede sui suoi social network era anche un grande appassionato di automobilismo. Nell'altra autovettura invece una donna è rimasta gravemente ferita e anche intrappolata tra le lamiere della stessa. Prontissimo l'intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco che dopo delle difficili manovre sono riusciti a liberare la donna per estrarla dal veicolo per permettere il trasporto di urgenza all'ospedale di Udine in condizioni critiche e inevitabili. Codice rosso per lei. Non solo vigili del fuoco, come detto, ma anche forze dell'ordine e personale del 118 sono intervenuti sul posto per tutti i rilievi del caso. La strada è stata chiusa al traffico per permettere il dispiegarsi di tutte queste operazioni, causando rallentamenti e deviazioni al traffico locale. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni di salute della donna ferita gravemente, che resta in pericolo di vita. In Val Canzoio ora siamo nel Bellunese, è stato circoscritto e sembra non fare più paura l'incendio che ieri ha distrutto alcuni ettari di bosco in quota ai confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunese. Siamo in località Monte Saladen in Val Canzoio, i servizi forestali regionali, squadre della protezione civile antincendio con elicottero della regione sono stati impegnati per tutto il giorno. Il meteo avverso ha dato una mano, ma quella di domenica è stata una giornata campale per la protezione civile e i servizi forestali regionali impegnati per tutto il giorno a circoscrivere le fiamme divampate di prima mattina in località Monte Saladen in Val Canzoio a 1500 metri di quota. L'incendio ha interessato alcuni ettari di bosco ai confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. Attorno alle 10 l'allarme lanciato da residenti che hanno segnalato alte colonne di fumo e fiamme visibili fino in Sinistra Piave. Mobilitata la struttura regionale della protezione civile diretta dall'assessore Giampaolo Bottacin che ha predisposto gli interventi nella zona, impossibile da raggiungere a piedi. La zona, finché le condizioni meteorologiche lo hanno consentito, è stata sorvolata dall'elicottero della Regione Veneto e attorno alle 19:15 l'emergenza è rientrata dopo che i lanci d'acqua prelevata dal lago della Stua e una burrasca di neve hanno consentito di circoscrivere le fiamme. Questa mattina sono stati eseguiti ulteriori sopralluoghi delle squadre di protezione civile dell'antincendio boschivo. La pioggia, prevista per domani, scongiurerà la riattivazione di eventuali residui di focolai. Sulle cause del rogo, al momento ignote, stanno lavorando i carabinieri forestali. Restiamo in montagna con la tragedia che ha colpito tutto il Veneto, la morte di Monica Reginato, esperta escursionista iscritta al CAI di Castelfranco, storico membro del CAI della scuola di sci alpinismo. Le torri ripercorriamo nel prossimo servizio con le parole di chi la conosceva bene che cosa è accaduto e poi parleremo con il CAI del Veneto per fare il punto sulla pericolosità della montagna, soprattutto in questa strana primavera e poi anche per capire come il CAI lavora per preparare i suoi uomini. Un faro, quando entrava in una stanza la illuminava, una persona carica di positività, di sorriso, riusciva a legare veramente con tutti, non lo si dice perché è mancata, è la verità. Mocchi, come la si chiamava. Mocchi non c'è più, tradita dalla montagna che tanto amava. Lei che delle vette conosceva ogni segreto, lei che teneva le lezioni di organizzazione, salute e gestione dei rischi alle nuove leve. Monica Reginato è morta ieri dopo essere precipitata per 300 metri nel canalone Comici. Aveva insieme a 3 compagni esperti raggiunto la meta e si stava preparando alla discesa. Sicuramente si sono fermati per cambiare l'assetto, quindi togliere gli sci e indossare i ramponi perché il pendio sottostante era più duro, più ghiacciato, non era sciabile e per scendere in sicurezza, così come va fatto. Probabilmente in quel momento ha perso l'equilibrio, è successo qualcosa di inspiegabile. Era preparata ad affrontare itinerari come quello di ieri, però c'è sempre l'imprevisto, c'è la fatalità. Sempre aggiornata Monica, preparata, la montagna non l'ha mai sfidata. Ricordo che abbiamo fatto tante ferrate, abbiamo fatto anche tante rinunce, questo per dire che Monica era una che non aveva paura di affrontare le difficoltà, ma aveva anche la capacità di saper riconoscere i momenti in cui bisognava rinunciare e quindi
avventurosa sì, ma spericolata no. Si stringono in un abbraccio di conforto Emanuele Confortina, direttore della scuola di alpinismo Torri, e il presidente del CAI di Castelfranco, con cui nel 2003 Monica iniziò l'avventura della montagna con la scuola di escursionismo. Sezione di Castelfranco già duramente provata dalla perdita di Davide Miotti e della compagna Erika, morti nella tragedia della Marmolada. Nel 2016 la sezione pianse i giovanissimi Davide Zanone e Deborah Meneghini, precipitati mentre scendevano dalla cima del Gran Zebrù. Quest'anno stavamo giusto festeggiando il centenario della nostra fondazione ed eravamo in fermento come sezione e diciamo questa notizia ci ha veramente sconvolto. Storica commerciante del centro storico, insieme al fratello Giovanni gestiva il negozio di pelletteria di famiglia in piazza Giorgione, ma il suo tempo libero era tutto per le sue montagne e per i viaggi. Collaborava con Avventure nel Mondo. Un'anima bella, Mochi. I compagni sono ancora sotto shock. Dal sindaco di Castelfranco, Stefano Marcone, oggi un pensiero per la famiglia Reginato, già duramente provata dalla perdita del papà di Monica, scomparso 2 anni fa. La famiglia Reginato è una famiglia per bene e alla quale non si può voler bene, e quindi io voglio essere vicino a loro e virtualmente abbracciarli e essere partecipe in questa disgrazia che non si può commentare. Do il benvenuto al presidente del CAI del Veneto, Renato Frigo. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Allora, intanto lei ha visto un po' il servizio che abbiamo realizzato per ricordare Monica. Io so che ieri c'è stato un giro di telefonate con il presidente del CAI di Castelfranco, tra di voi vi siete sentiti, che cosa vi siete detti? Cioè oggi, a distanza di 24-48 ore dalla morte di Monica, che cosa resta? Allora, innanzitutto mi consenta di esprimere i sentimenti di vicinanza alla famiglia e alla sezione CAI di Castelfranco Veneto. Questo è doveroso da parte nostra. Però noi che frequentiamo la montagna sappiamo bene che la montagna ha i suoi imprevisti. Quando si va in montagna si accetta la bellezza, si accetta l'avventura, però si accetta anche il rischio. Il rischio in questo caso qua era un rischio sempre calcolato, perché la persona era una persona preparata, sapeva a quello che andava incontro e di conseguenza lei ha agito in maniera più che corretta. Poi insiste sempre la fatalità, quindi a quella non esiste niente che possiamo fare riuscire a bloccarla. Ecco, però io ritengo che lei abbia fatto, come tutto quanto il gruppo, si sia mosso in perfetta conoscenza e coscienza e col grado di preparazione propria, non superando mai i limiti. Però, ripeto, c'è la fatalità. Ecco, il grado di preparazione, voi come CAI, come varie sezioni del CAI, avete, offrite, erogate diversi corsi per diversi livelli di preparazione. Da dove si parte, Presidente? Allora, noi abbiamo presente in Veneto, fra Veneto e Friuli, Venezia Giulia, abbiamo presente 35 scuole di alpinismo. Su queste 35 scuole di alpinismo sono presenti 1400 titolati a vari livelli. 1400 possono essere fra titolati nazionali, regionali e sezionali. Queste persone affrontano tutti quanti gli anni per poter dare un servizio ai nostri soci che si iscrivono ai corsi, effettuano corsi di aggiornamento per arrivare al titolo di istruttore di alpinismo sezionale, regionale, nazionale. Devono effettuare un percorso formativo previsto da una legge nazionale, il quale alla fine vi sono degli esami che devono superare. Tanti li superano, qualcuno no, che però possono essere superati. Poi nel corso dell'anno vi sono i vari aggiornamenti. Ecco, i nostri soci sono in buone mani. La qualità di questi istruttori è una qualità che può essere sicuramente paragonata alle guide alpine. Le guide alpine fanno questo per lavoro, i nostri soci lo fanno come volontari. Però la parità di quanto loro offrono è una parità uguale, identica a quella che viene offerta da parte delle guide alpine.
Senta, ma intanto vorrei ricordare che l'uscita di sabato pomeriggio non era un'uscita del CAI, non era un'uscita sociale del CAI, era un'uscita in autonomia, giusto insomma per chiarire tutti i punti. Presidente, ma secondo lei la montagna è cambiata negli ultimi anni? Noi ci stiamo occupando di cambiamenti climatici, questa montagna che a volte tradisce, poi stiamo parlando di una primavera davvero birichina perché ci sono state temperature altissime fino alla scorsa settimana, oggi è tornato il freddo, dobbiamo immaginare che sui colli iberici a Recoaro è tornata la neve. Ecco, è una montagna che è più difficile da capire, da comprendere secondo lei? Volevo innanzitutto sottolineare un fatto: la montagna non tradisce perché la montagna è un ambiente inerte. Noi dobbiamo riuscire, soprattutto negli ultimi anni, con i cambiamenti climatici, essere in grado di interpretarla in modo differente rispetto a quello che avevamo, che fa parte della nostra cultura. È una montagna che durante l'inverno è una montagna che è fortemente cambiata. Io mi ricordo che tanti anni fa in montagna si andava a fare sci alpinismo, si andava a partire dal mese di febbraio-marzo. Adesso si inizia a fare sci alpinismo quando inizia a cadere la prima neve, e questo è un aspetto, perché più persone affrontano la montagna. Secondo aspetto importantissimo, la montagna sta cambiando. La montagna sta cambiando in quanto le temperature per il fatto di questo cambiamento in atto che sta avvenendo nell'ambiente e soprattutto i cambiamenti climatici si risentono maggiormente in montagna. Se in pianura siamo aumentati di 1,5 gradi, in montagna sono aumentate le temperature, sono aumentate di 4 gradi. Quindi troviamo neve differente, troviamo ambienti differenti, ci troviamo in una situazione che non ci aspettiamo. Dobbiamo imparare anche a questo cambiamento, riuscire a essere aggiornati. Sicuramente dovremmo studiarlo, dovremmo confrontarci tra soccorso alpino, guide alpine, istruttori dell'alpinismo, tutte quante le persone che hanno volontà, per darci una regolamentazione differente rispetto alla precedente, che debba tenere conto, fare in modo che si tenga conto anche di questi cambiamenti climatici. Se non faremo questo, potremmo discutere sicuramente su un fatto estremamente pesante, che è quello che la natura, con le sue regole, che noi poco conosciamo, ci mette in difficoltà. Non è il caso della Monica, di quanto è successo alla Monica, però basta ricordare quello che è avvenuto sulla Marmolada. Dopo una settimana di alte temperature si è staccata una lente di ghiaccio che ha fatto 11 morti e 20 feriti. E qui non c'è, voglio dire, preparazione che tenga. Assolutamente. Bisogna imparare ad osservare l'ambiente dove ci si trova. Spesso bisogna capire quello che sta succedendo. Solamente mettendo insieme tutte quante le competenze e le risorse e andandosi a parlare di questo fatto fra persone esperte, riusciamo a farne fronte. Presidente, grazie per essere stato in nostra compagnia, davvero grazie per la sua chiarezza e la sua disponibilità. Le auguriamo una buona giornata. Buona giornata a voi. Arrivederci Presidente, arrivederci. Il CAI del Veneto. Adesso dalla nostra Ilaria Marchiori, ovviamente è partito il countdown per la visita del Papa a Venezia, e a Mestre si sta già allestendo un po' tutto, e dunque anche il maxi schermo. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Questa settimana per noi a Venezia è davvero intensa, fervono tantissimi preparativi. Ricordiamo che il 25 entrerà in vigore la sperimentazione del contributo d'accesso, e poi appunto, come è anticipato, domenica 28 aprile ci sarà la visita di Papa Francesco in città. Ovviamente ne abbiamo parlato già nelle ultime settimane intensamente. Questa settimana daremo
avremo tutti poi gli ulteriori dettagli di quella che sarà la visita del pontefice domenica. Ma come proprio hai detto tu, anche in terraferma c'è chi si è già attivato per poter permettere a chi magari è in difficoltà nel seguire la messa appunto in piazza San Marco, perché le difficoltà per raggiungere la basilica sono abbastanza, come potete immaginare, come immagina chi conosce bene la città, e quindi c'è chi si è attrezzato per poter posizionare un maxi schermo e dare la possibilità a chi non può spostarsi o lo fa con difficoltà di poter seguire la messa del Papa. E ci troviamo qui infatti insieme a Edoardo Rivola, il presidente dell'associazione Il Prossimo, che gestisce il centro di solidarietà di Papa Francesco qui a Mestre, che è stato voluto da Don Armando Trevisiol, che non è più con noi ma che ha fatto davvero tanto per la comunità. E proprio all'interno qui del centro voi avete deciso, presidente, di allestire questo maxi schermo. Sì, giustamente come hai detto tu, abbiamo pensato a chi non poteva andare, come un po' la nostra logica di pensare a chi ha bisogno, e pertanto abbiamo deciso di allestire qui nel reparto vestiario del centro di solidarietà, che abbiamo voluto dedicare a Papa Francesco, perché abbiamo pensato che sia una persona, un uomo che ci rappresenta molto come stile, come umanità, come vicinanza comunque alle persone fragili e bisognosi, e dunque abbiamo pensato a chi non poteva andare e soprattutto anche ai nostri volontari, ai nostri dipendenti, ai nostri residenti dei centri, di dire: ci mettiamo finalmente una volta in tranquillità e seguiamo questa messa che il nostro Santo Padre ci ha dedicato a Venezia. Peccato che sta solo 3 ore, però ci sediamo, l'ascoltiamo e stiamo tranquilli. Facciamo venire anche le famiglie in modo che, se i bambini è bel tempo, i bambini possono stare tranquillamente fuori a giocare, e soprattutto dare la possibilità a chi ha degli handicap o comunque è impossibilitato a raggiungere Venezia di farlo qua, che lo faremo al chiuso, pertanto in modo molto sereno, in modo semplice, in modo molto fraterno, come è la nostra solidarietà. Ecco, avete visto nel frattempo, mentre parlavamo, che Sandro Ponco ci ha fatto vedere in realtà quante gigantografie ci sono del pontefice qui all'interno del centro, e anche poi gli annunci della messa. Vi starete chiedendo: ma come si farà proprio in questa stanza a posizionare il maxi schermo, perché c'è l'abbigliamento, i vari accessori. Invece è tutto perfettamente organizzato, perché, presidente, come farete? Semplice, noi fino al venerdì sera alle 18, siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, faremo il nostro servizio normale. Abbiamo scelto chiaramente di farlo qua nel reparto vestiario, che sono 1000 metri quadrati, dove era il più semplice da spostare e il più semplice da attrezzare, e dunque quale posto migliore di farlo qui al coperto. Faremo uno spazio chiaramente dedicato alle prime file per chi avrà degli handicap, e per il resto metteremo tantissime sedie, tantissime poltrone che abbiamo anche nel reparto mobilio, e saremo qua a disposizione per tutti quelli che vorranno visitarci. Quindi avete capito, il centro lavorerà praticamente fino all'ultimo momento buono, dopodiché si sposterà tutto per posizionare il maxi schermo, le sedie, e poi per permettere a tutti i fedeli di essere qui domenica. Un'ultima cosa, presidente, prima di salutarci: voi avete un sogno, un desiderio, una richiesta per Papa Francesco? Sì, sappiamo che sono 3 ore molto intense, però sappiamo anche che ritorna in elicottero, e ho detto, magari non si sa mai, allungando solo di 1 minuto la visita sul nostro centro, una benedizione dall'altro, ci servirebbe, perché è 3 anni che siamo aperti. Noi l'abbiamo dedicato a lui, Don Armando ci teneva molto al fatto che ci siano questi 2 uomini che ci rappresentano molto, e dunque è un sogno, ma se non si realizzerà noi non abbiamo problemi, andremo a trovarlo a Roma.
E allora speriamo che magari non proprio Papa Francesco in persona, ma qualcuno del suo staff gli riferisca a questo vostro messaggio, questo vostro sogno, anche perché Don Armando ha fatto un grande lavoro, sarebbe sicuramente felicissimo, così lei, tutto lo staff e tutti i volontari che lavorano veramente intensamente. Allora, queste le novità per quanto riguarda l'organizzazione di questo posizionamento del maxischermo qui a Mestre. Io ringrazio il presidente Rivola e qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchioli. La cronaca ci fa restare nel veneziano con un'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato 17.350 articoli di bigiotteria, souvenir, prodotti per la persona, accessori di abbigliamento privi di indicazioni previste secondo la legge per la tutela del consumatore, all'interno di 14 negozi, di cui 9 in centro storico, 5 a Mestre. Siamo nell'area di via Piave. In un caso sono stati sequestrati anche 63 kg di alimenti privi delle informazioni sugli allergeni, con richiesta di applicazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di sanzioni amministrative per 16.000 euro. Dunque, passati al setaccio, 14 negozi di bigiotteria e souvenir, tantissimi prodotti, 17.000 non a norma, e poi sono state comminate anche delle sanzioni. A Padova ora con la cronaca, dopo la condanna a 24 anni di reclusione per l'omicidio del fidanzato, ricorderete Mattia Caruso, Valentina Boscaro si presenterà di nuovo in aula il prossimo 30 di maggio. Si presenterà davanti ai giudici della Corte d'Appello di Venezia il prossimo 30 maggio Valentina Boscaro, la donna di 32 anni condannata in primo grado per l'omicidio dell'ex fidanzato Mattia Caruso. La giovane mamma è rinchiusa nel carcere veronese di Montorio dopo la sentenza emessa dal Tribunale di Padova lo scorso 18 ottobre. Una coltellata al cuore, così la donna aveva ucciso il compagno dopo una serata trascorsa in un locale di Montegrotto nel settembre del 2021. I difensori di Valentina Boscaro da sempre hanno sostenuto che il giovane aveva un atteggiamento intimidatorio nei confronti della donna. Anche la sera della sua morte a un amico avrebbe inviato un messaggino con una minaccia di morte dicendogli che l'avrebbe affogata. Un rapporto costellato di violenze fisiche e verbali, quello tra i due secondo i difensori di Valentina Boscaro, che cercheranno di provare come la donna, che dopo la morte di Caruso per giorni aveva negato ogni suo coinvolgimento, abbia agito per legittima difesa. Allora, tra pochissimo a Loria con la nostra Vanessa Banzato per una maxi operazione di bonifica. Intanto i dati di Legambiente, finché aspettiamo il collegamento della collega. Io vi ricordo che in questo momento, mentre vi stiamo parlando, c'è un maxi summit di sindaci per salvare la pianura padana dall'aria irrespirabile e inquinata. E Legambiente a raccontarci i dati. Da gennaio a marzo 2024 sono già 8 le città italiane fuori legge per le polveri sottili, avendo superato il limite previsto per il PM10 di 35 giorni in un anno solare, con una media, pensate, superiore a 50 microgrammi per metro cubo. Lo rilevano i dati sulla qualità dell'aria diffusi da Legambiente. Venezia, 12 giornate con concentrazioni altissime, poi c'è Rimini, Milano, Modena, Verona, Bologna, Ferrara, Vicenza e Padova. Eccola, la vedo, la nostra Vanessa Banzato. Siamo in collegamento in diretta da Loria. Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Anna, le persone che ci stanno seguendo. Qui c'è tanto freddo, Anna, si diceva delle temperature prima, c'è tanto freddo anche qua a Loria. Io mi trovo assieme al sindaco di Loria, Simone Baggio, e all'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccini. Ci troviamo in un sito che è stato, in cui è stato rilevato un alto tasso di inquinamento a seguito di appunto il deposito di materiale, tra cui anche sostanze appunto inquinanti. Sono partite le bonifiche, adesso siamo alla seconda fase dei lavori di bonifica del terreno, ma chiederei proprio al sindaco Simone Baggio che cosa è successo proprio alle nostre spalle. Una ditta che è fallita nel 2017, negli anni si sono accumulati quantità enormi di rifiuti, perché parliamo di più di 2000
metri cubi e grazie a un bando regionale siamo riusciti ad entrare, ad aggiudicarcelo e quindi entrare in possibilità di portare questa bonifica, perché stiamo parlando di un importo di quasi 2,5 milioni di euro. C'è stata una prima parte iniziata a giugno dell'anno scorso, il 6 giugno per la precisione, è stata rimossa la parte primaria, quella aerea che era la fonte di inquinamento, i rifiuti sono stati conferiti come da norme nelle discariche sia vicine che fuori anche territorio, e adesso inizia la seconda parte, quello che porterà alla bonifica della parte di sottosuolo. Non ci sono, dai carottaggi, dalle indagini che abbiamo fatto noi, non ci sono problemi per la falda, e quindi si tratta di un paio di metri del sottosuolo che verranno rimossi e ripristinati con terra buona. Come tempi e come costi le ha anticipato questi 2 milioni di euro? Come tempi stiamo parlando di un 7-8 mesi di lavoro, contiamo di finire entro l'anno, entro il 31 dicembre, chiaramente se non ci saranno imprevisti, insomma, ecco, quindi in fase di lavori purtroppo in questo tipo di interventi possono anche emergere delle criticità che magari i carottaggi non hanno evidenziato, ma insomma siamo fiduciosi, i costi li abbiamo accennati prima, tra la parte aerea, la fonte primaria e la parte del sottosuolo ci avviciniamo ai 2,5 milioni di euro di intervento. Che sono stati dati per fondi presi per fondi comunali o quant'altro? No, sono fondi che ci sono arrivati attraverso la Regione del Veneto, sono fondi ministeriali del Ministero dell'Ambiente e messi a disposizione della Regione del Veneto per i comuni che si trovano in questa situazione. Ecco, Assessore Bottaccin, tra l'altro oggi proprio questo 22 aprile è la giornata mondiale della terra e arriva quasi a fagiolo questa operazione di bonifica, di rimessa di conseguenza in salute di un terreno che è stato toccato da sostanze inquinanti. Sì, direi di sì, questo è un esempio di come si possa lavorare in sinergia fra vari enti per cercare di risolvere un problema creato da un soggetto privato e che però dopo non è nelle condizioni oppure non si riesce a risalire su chi sia e che ha creato una situazione di grossa preoccupazione e di rischio ambientale e anche con ripercussioni di carattere sociale. Quindi in questo caso il sindaco è intervenuto, ha fatto la sua parte, ha partecipato a un bando regionale dove noi mettiamo a disposizione ogni anno dei fondi appunto per questo tipo di situazioni così particolari, e i lavori sono partiti già alcuni mesi fa. Qui dietro di me c'era montagne di rifiuti, oggi non ci sono più, si parte con la seconda fase e quindi direi che vediamo la luce in fondo al tunnel. Abbiamo altre situazioni come questa in Veneto, però sottolineo che i numeri che ci sono in Veneto non sono minimamente paragonabili a quelli di altre regioni d'Italia, però ovviamente l'attenzione rimane alta. Ecco, lei ha parlato di intervento partecipato da parte anche delle amministrazioni comunali, nello specifico l'amministrazione comunale di Loria, però dice è necessario tutto un lavoro di prevenzione. Assolutamente sì, il lavoro di prevenzione è fondamentale, probabilmente qui in Veneto già ha funzionato in maniera migliore rispetto che da altre parti, se abbiamo dei numeri più bassi rispetto ad altre regioni d'Italia, e questo grazie alla collaborazione dei sindaci che sono le sentinelle del territorio, ma anche alla segnalazione che viene a volte dai cittadini e che sono assolutamente preziose per i carabinieri, per gli inquirenti che si occupano di individuare queste situazioni, per cui io continuo a chiedere la collaborazione dei cittadini. Devo dire che il Comune di Loria ha anche partecipato a un bando che abbiamo fatto e che facciamo ogni anno sulla videosorveglianza, che ha lo scopo appunto di prevenire situazioni di abbandono rifiuti oppure di vere e proprie discariche come quella che c'era qui dietro, e quindi prima si interviene meglio è e più bassi sono i costi per la collettività soprattutto. Sindaco, un'ultima battuta rapidissima, cosa ci sarà, cosa arriverà qua al posto di questo terreno? Beh, intanto è importante sapere che quest'area è diventata di proprietà del comune come l'annesso capannone, e adesso faremo chiaramente chi seguirà poi farà delle valutazioni, potrebbe diventare il magazzino comunale o comunque potrebbe diventare un punto d'appoggio per quelle che sono le esigenze di tutta la collettività. Bene, Anna, da Loria per il momento è tutto, io ti ricedo la linea. Grazie alla nostra Vanessa Banzato. Allora, prima di andare
al nostro break pubblicitario c'è il tempo per iniziare già a farvi vedere il sondaggio di Ring di questa sera, che è dedicato al tema degli autovelox non omologati. Allora li spegniamo tutti, cosa ne dite? Come sempre sapete, potete fare una telefonata che è gratuita e dovete comporre il numero 0422 16 26 691 se siete d'accordo, ovvero se secondo voi gli autovelox non omologati debbano essere spenti, oppure chiamatelo 0422 16 26 690 se invece non siete d'accordo. Si occuperà di questo tema Ring nella seconda parte. Nella prima parte invece spazio al dibattito politico. Questa sera ci saranno Carlo Pasqualetto per Azione, Fabio Chies per Forza Italia, l'onorevole Rachele Scarpa del Partito Democratico, l'onorevole Giampaolo Boff per la Lega, Cristina Guarda per Alleanza Verdi Sinistra. Ci fermiamo a tra pochissimo con tutte le notizie del Veneto di Prima Edizione. Eccoci ben ritrovati con la nostra prima edizione. Siamo a Padova, per noi c'è Chiara Gaiani per fare il punto sulla notizia. Vi ricorderete che vi abbiamo dato di un'anziana aggredita dai suoi cani e che per questo, a causa di questa aggressione, ha perso le braccia. Ci sono degli aggiornamenti sul suo stato di salute. Chiara, buongiorno. Anna, buongiorno ai telespettatori. Sì, l'anziana è ancora ricoverata dopo l'amputazione, ricordiamo, dell'avambraccio destro e del braccio destro e dell'avambraccio sinistro nel reparto di chirurgia plastica dell'azienda ospedaliera di Padova. La prognosi per lei è riservata, data anche la sua età, 83 anni, ma non è in pericolo di vita. Ovviamente è seguita dai familiari, compresa la figlia che con lei vive negli appartamenti che vedete alle mie spalle, che sta appunto inquadrando il collega Federico Cibotto. Ci troviamo nella zona di Mortise, 7 i cani che vivono in uno di questi appartamenti con l'anziana e la figlia, 5 quelli che l'avrebbero aggredita, cani di razza Amstaff e American Bully, cani per cui tra l'altro un'organizzazione, l'OIPA, ha preso posizione in queste ore, perché c'è da registrare sempre in queste ore un grave fatto di cronaca, gravissimo, nel Salernitano. Un bambino di 15 mesi da cani molto simili a questi è stato addirittura ucciso. Quindi l'organizzazione chiede che ci sia un regolamento, che la presenza di cani di questa tipologia di razze sia regolamentata all'interno delle varie abitazioni. Una città che comunque è sotto shock, che si interroga. Stanno procedendo anche le indagini, ha aperto un'inchiesta alla procura. I primi a intervenire all'interno dell'appartamento sono stati i carabinieri. Ovviamente c'è la collaborazione da parte del servizio veterinario dell'ULSS 6, che ha già visto i cani che per ora restano qui. Il punto della situazione lo ha fatto la collega Valentina Visentin nel servizio che vi proponiamo da Padova. Ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto e restituisco poi la linea allo studio. Cosa ha scatenato la furia dei 5 cani razza Amstaff e American Bully? La procura e i carabinieri di Padova stanno cercando di ricostruire cosa abbia provocato l'aggressione da parte dei 5 molossi contro l'anziana di 83 anni che a causa dei morsi ha subito l'amputazione delle braccia. La signora insieme alla figlia vive da anni con i cani, 7 per la precisione, anche se 2 al momento dell'aggressione erano chiusi in un'altra stanza. Il servizio veterinario e la polizia municipale in passato erano intervenuti in un paio di occasioni per monitorare lo stato degli animali, trovati anche nell'ultimo controllo in buono stato di salute e non particolarmente aggressivi. Quindi cosa ha scatenato la furia? I cani sono animali sociali, per cui all'interno di un gruppo si identificano, definiscono determinati ruoli che vanno ad occupare. Il ruolo che gli animali occupano è in qualche maniera da loro ritenuto importante rispetto ad altre figure, potrebbero reagire con una sorta di aggressività verso figure che occupano un ruolo inferiore. Questa è una cosa che capita abbastanza frequentemente all'interno dei gruppi sociali. Il guaio è che quando morde un altro cane, morde un soggetto che ha una pelle con un certo spessore. Se invece morde un uomo, la pelle è sicuramente più sottile
e viene lesionata più facilmente. L'anziana era in casa da sola al momento dell'aggressione. La figlia al rientro nell'appartamento di via Riva Villa Santa l'ha trovata in un lago di sangue. In ospedale, dopo essersi risvegliata dall'intervento, ha detto di essere caduta mentre stava facendo le pulizie. Ora i cani sono ancora in appartamento, monitorati dal servizio veterinario dell'USL 6, anche se la figlia dell'anziana ha già detto che li vuole dare in adozione. Sono oggetto di osservazione sia sanitaria che comportamentale e gestionale da parte del nostro servizio. Per cui diciamo che un'adozione di questi cani mi sembra non corretta, prematura. Bisognerà completare la valutazione e poi potrà essere deciso un eventuale trasferimento di proprietà. Ed eccola la notizia che ha dato la nostra Chiara Gaiani in diretta, ve la facciamo vedere qui, pubblicata dal Corriere della Sera. Siamo a Eboli, un bambino di 13 mesi è stato ucciso da 2 pitbull, feriti la mamma e lo zio che hanno tentato di salvarlo. I cani erano di un'amica della madre, si trovavano in giardino liberi, poi si sono scagliati contro il bambino di 13 mesi che purtroppo è deceduto. Io saluto e lo ringrazio per la sua disponibilità il segretario generale della CISL di Treviso e Belluno, Massimiliano Paglini, che vedo già collegato. Segretario, buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti gli telespettatori. Allora, guardi, abbiamo 2 temi che vogliamo affrontare con lei, ma parto dal secondo a questo punto, perché nella scaletta, come dire, della cronaca, delle notizie di cronaca della nostra prima edizione forse viene prima. Il tema del 25 aprile, il caso Scurati. Io ho visto anche che sulla sua pagina Facebook, sui suoi social network, lei ha preso una posizione ripubblicando il monologo che è stato censurato dalla RAI. Ecco, c'è uno scontro, no, sulla parola antifascismo. Posso chiederle che cosa ha suscitato in lei questo caso e secondo lei che tipo di ricadute potrà avere? Ma guardi, io ho ripubblicato l'intervento censurato di Scurati per un semplice motivo, perché il sindacato libero, autonomo e democratico è nato sulle ceneri della dittatura e quindi noi pensiamo che prima di tutto è necessario dichiarare l'antifascismo in questo paese. Non è che questo sia un paese fascista, ci mancherebbe altro, è un paese che proprio per la lotta antifascista e partigiana è riuscito a uscire dalla dittatura, però pensiamo che non sia un dato acquisito per sempre la democrazia, che quindi vada ogni giorno difesa nei luoghi di lavoro, nelle nostre comunità, sul territorio. E pertanto credo che la storia, come ha ben descritto Scurati, tra l'altro quest'anno si celebra il centenario dell'omicidio di Matteotti, noi pensiamo che vada raccontata come è avvenuta, non come qualcuno tenta di riscrivere. Non a caso, come CISL, in questo caso Padova e Rovigo, ha celebrato proprio in questi giorni con un convegno tutta la vicenda di Matteotti, e come CISL del Veneto a giugno terremo il nostro esecutivo regionale proprio a Fratta Polesine. Quindi credo che tutti quanti dobbiamo contribuire perché la democrazia venga preservata e tutelata ogni giorno. E quindi credo che la libertà di espressione e di parola vada anch'essa tutelata allo stesso modo. Secondo lei siamo un paese che fa fatica ad avere una memoria collettiva? Perché c'è così tanta difficoltà ad avere una memoria condivisa? Questo è un tema complesso, probabilmente perché ci sono ancora oggi germi rigurgiti all'interno della nostra società che guardano al leader forte, alla mano forte, come se fosse quella che serve a risolvere i problemi. Io credo che i problemi si risolvano con il contributo di tutti, dentro i processi democratici, dentro agli organismi parlamentari e istituzionali che sono figli di una Costituzione che nasce dalle ceneri della dittatura. Senta, allora voi con il governo, con questo governo dal quale pare insomma possa essere partita questa censura, no? E da qui insomma il caso è diventato un caso RAI, voi con il governo vi state sedendo ad un tavolo per provare a trovare degli accordi sui temi a voi cari, quelli della sanità pubblica, quella della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è un po' il motivo, ma adesso lei è qui per raccontarcelo, in caso chiarircelo, per cui avete scelto di non essere sabato a Roma insieme a Will
e CGIL in piazza, avete scelto di muovervi diversamente. Allora, la regia tra l'altro ha preparato anche delle immagini della manifestazione di Roma di sabato, voi non eravate lì, avete fatto un'altra scelta, ce la racconta? Sì, noi abbiamo fatto la scelta di mobilitarci da 3 mesi a questa parte nei luoghi di lavoro, con assemblee pubbliche e dentro alle aziende, proprio per rimarcare la necessità di un cambio di passo sulla sicurezza, la prevenzione e la salute all'interno dei luoghi di lavoro. Eravamo a Roma il 13, sabato 13, in un'assemblea nazionale, proprio per riaffermare quelle che sono le nostre richieste al governo. Però io ricordo che noi siamo stati ai tavoli sempre con tutti i governi, ogni qualvolta i governi hanno convocato i tavoli per una discussione, un confronto che portasse alla accoglimento delle richieste che come sindacato poniamo all'attenzione dei governi. Leggevo prima di collegarmi quella che è la piattaforma unitaria di rivendicazione che assieme a CGIL e UIL abbiamo presentato un paio d'anni fa ormai a questa parte, e noi siamo ancora lì, siamo dentro a quella piattaforma, e siccome i governi ci continuano a convocare, noi continuiamo a stare ai tavoli fin tanto che ci saranno i tavoli. Nel momento in cui i tavoli non ci dovessero essere, non dovessero essere costruttivi, scenderemo in piazza anche noi, ci mancherebbe altro che non scendiamo in piazza. Il giorno dell'incidente tragico alla centrale di Suviana, la CISL ha proclamato 4 ore di sciopero regionale, è uno sciopero nazionale alla categoria. Quindi io credo che vadano calibrati gli strumenti che abbiamo come organizzazioni sindacali di conflitto, perché io credo che sia faticoso stare in piazza, ma sia più faticoso stare ogni giorno nei luoghi di lavoro a occuparci dei problemi concreti e quotidiani delle nostre persone che rappresentiamo, perché fare tutela delle persone con gli RLST, rappresentanti lavoratori per la sicurezza e quelli territoriali, non sia una cosa semplice. Quindi noi pensiamo che fin tanto che ci saranno tavoli dove possiamo stare seduti per contrattare, staremo ai tavoli. Quando ce li negheranno ci mancherebbe altro che la CISL non si mobilita sempre e comunque quando c'è bisogno di riaffermare i nostri diritti. Senta, allora il 28 di aprile, se non sbaglio, la giornata nazionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, e poi c'è l'appuntamento del 1° di maggio. Che obiettivi vi date? Quali cause porterete in piazza? Noi continueremo a portare in piazza quelle che sono le nostre richieste, ovvero quelle che ancora il governo non ha accolto, perché ricordo che il confronto con il governo ha portato a un risultato innanzitutto che è della piattaforma unitaria, l'introduzione della patente a punti è qualcosa di in più che rispetto a quello che non avevamo prima. C'è stato un impegno all'assunzione di 766 nuovi ispettori INAIL, abbiamo chiesto ulteriori assunzioni perché non bastano i controlli che ci sono, però dobbiamo rilevare che sono aumentati del 40% i controlli, mancano ancora tante cose, però io credo anche che ci debba essere il buon senso e la ragionevolezza, che non è possibile ottenere purtroppo tutto quello che chiediamo. Certo, se la valutazione di merito dovesse essere quella che quello che chiediamo non viene sufficientemente accolto, come dicevo prima, torneremo in piazza pure noi, anche a scioperare, però la fatica è stare quotidianamente nei luoghi di lavoro. In piazza ogni tanto si deve andare, ma quando la misura è colma. Noi pensiamo che fin tanto che c'è una discussione aperta si debba stare ai tavoli. Il 28 continueremo la nostra mobilitazione e il 1° maggio unitariamente a Monfalcone la manifestazione nazionale sui temi della democrazia, sui temi della pace, sui temi della giustizia sociale che deve passare attraverso un rinnovo puntuale dei contratti collettivi, perché il salario minimo si combatte con l'applicazione di contratti collettivi propri dei settori di riferimento. Serve un patto per il lavoro. Noi pensiamo che si esca da questo pantano in cui il Paese si è infilato, e non solo per effetto di un governo, perché i mali vengono da lontano, perché io mi domando per quale motivo le mobilitazioni e gli scioperi non si sono fatti anche in altri momenti, perché purtroppo i problemi della sanità non sono di oggi. Peraltro nella manovra finanziaria sono stati stanziati 3 miliardi rispetto ai 35 che erano stati tagliati negli anni precedenti dal Fondo Sanitario Nazionale. Quindi io credo che un giudizio equilibrato e ponderato debba essere sempre il giudizio migliore rispetto a quello che è il quadro complessivo. Quindi unitariamente noi staremo in piazza il 1° maggio, confidando che si ritrovi assieme la strada per un lavoro unitario, perché assieme a CGIL e UIL i risultati si ottengono se si lavora unitariamente su obiettivi e strategie. Non può essere che ci sia qualcuno che si
prende la libertà di avere una sorta di egemonia rispetto al diritto di sciopero. Il diritto di sciopero è regolato dalla Costituzione ed è un diritto di tutti i lavoratori, non di qualcuno solo in particolare. Senta, uno sguardo allora, segretario, al 1° maggio. Siamo nel 2024, siamo passati attraverso tanti dibattiti, anche quello sull'articolo 18. Nel 2024 chi è il lavoratore? Che diritti ha il lavoratore? Che sono i diritti che poi festeggerete ovviamente il 1°. Sì, sono i diritti che abbiamo costruito in 70 anni di contrattazione, perché se oggi i lavoratori italiani hanno dei diritti che talvolta vengono considerati in automatico e non sono in automatico tanto quanto i diritti democratici, dicevamo prima, sono stati costruiti grazie al conflitto, alla lotta e alla contrattazione, perché conflitto e lotta portano a costringere le controparti a sedersi ai tavoli e a ottenere risultati. Non a caso l'ultimo è quello che ha visto la mobilitazione della grande distribuzione. Ci sono i grandi soggetti della grande distribuzione che non applicano il contratto di Confcommercio e non hanno rinnovato il contratto di Confesercenti. Guarda caso siamo riusciti a costringere la Lidl, grande player della distribuzione italiana e internazionale, a cambiare l'applicazione, l'adesione da Federesercenti, a Confcommercio, e quindi questo è il primo passo per l'applicazione del contratto di riferimento. Noi pensiamo che questi siano i diritti sui quali tutti insieme dobbiamo lavorare, perché come dicevo prima i diritti non vengono calati dall'alto da qualcuno. Ecco, nel fascismo qualcuno pensava che i diritti venissero calati dall'alto, è andata come è andata. Noi pensiamo che i diritti siano un'autodeterminazione del sindacato e dei lavoratori che si organizzano attraverso il sindacato. Quindi il 1° maggio saremo in piazza per riaffermare la necessità di maggiori competenze e formazione per i lavoratori, perché oggi stare dentro al mercato del lavoro sempre più dinamico, sempre più veloce nei cambiamenti, richiede formazione continua e competenze che si aggiornino di anno in anno, non più di decennio in decennio. Quindi risorse per la formazione, per le competenze dei lavoratori in un mondo che cambia rapidamente, e soprattutto, come dicevo prima, la questione salariale. La questione salariale si combatte non con una norma di legge che fissa un minimo, perché sarebbe schiacciare verso il basso purtroppo i diritti di tutti, ma attraverso l'applicazione puntuale dei contratti collettivi di riferimento che devono essere rinnovati alla scadenza, perché quando i contratti collettivi non si rinnovano alla scadenza, chi ci guadagna sono le controparti e le aziende, purtroppo. Tra l'altro in tema, e qui chiudiamo, di parità salariale, voi avete inaugurato il murales nella stanza dell'ascolto a Treviso, proprio dedicato a Tina Anselmi, e fu grazie a lei, il suo grande atto fu proprio quello di, come dire, ottenere la parità salariale a parità di ore lavorate tra uomini e donne. Vogliamo ricordarlo questo? Beh, credo che Tina Anselmi, oltre ad essere una fondatrice del nostro sindacato, della Libera CGIL, poi diventata CISL, è una delle fondatrici dei diritti democratici di questo Paese e dei diritti delle donne e dei più deboli. La legge sulla parità salariale tra uomo e donna è sua come la legge sul Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, riscoprire la figura di Tina Anselmi ogni giorno serve proprio a ricordarci da dove veniamo, qual è la nostra storia, quali sono anche le influenze culturali che hanno portato questo Paese ad essere quello che è stato. Noi pensiamo che Tina Anselmi debba ancora di più essere riscoperta come figura fondatrice, madre fondatrice di questo Paese. Non a caso siamo stati l'altro giorno, abbiamo accettato di buon grado l'invito dell'amministrazione comunale di Treviso assieme al Lions per inaugurare questo murales. Un murales che non deve essere solo un'immagine, ma deve essere quell'immagine che consente a chi passa di là di andarsi a sfogliare i libri di storia e vedere cosa ha fatto Tina Anselmi per questo Paese. Allora, dove si trova questo murales? Così lanciamo il sasso. Sì, in via Dalmazia, presso il nuovo spazio Donna, Famiglia, Giovani, che è stato inaugurato proprio in questi giorni dall'amministrazione comunale, in via Dalmazia, vicino all'acquedotto comunale. Grazie Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL di Belluno e Treviso. Grazie per essere stato con noi, segretario. Arrivederci. A presto, grazie. Arrivederci. Continuiamo, abbiamo ancora alcuni servizi di cronaca che ci portano a Padova. Droga trovata nel parco giochi, andiamo a vedere. Droga nascosta nel parco giochi per bambini a Padova.
La squadra mobile della questura cittadina ha fermato 2 spacciatori, 2 tunisini irregolari sul territorio, che avevano nascosto nel parco Città dei Bambini in via Santa Eufemia, in zona Portello, della droga. Gli agenti hanno notato i 2 uomini all'ingresso del parco. Uno, il più giovane, 24enne, faceva da palo al centro della strada, mentre il più vecchio, un 28enne con precedenti legati allo spaccio di droga, recuperava da terra, vicino al cancello, 10 dosi di eroina. I 2 sono poi ripartiti in bicicletta, fermati e perquisiti dalla polizia, sono stati quindi arrestati. Dove era stata recuperata l'eroina è stato rinvenuto anche un panetto di hashish. I 2 sono stati processati per direttissima e condannati a 10 mesi di reclusione. Il 28enne è stato trasferito al CPR di Gradisca per essere rimpatriato. A Monselice nel weekend un arresto per rapina al supermercato. Non ha esitato a strattonare e percuotere la cassiera di un supermercato di Monselice il 54enne di origine romena, arrestato con l'accusa di rapina dai carabinieri sabato pomeriggio. Il secondo episodio di rapina in meno di 4 giorni in città, dove mercoledì scorso è stato fermato dopo un rocambolesco inseguimento a piedi un marocchino di 26 anni, entrato in un negozio per poi fuggire con pochi spiccioli. Un arresto, quello di sabato, avvenuto nel corso del servizio di controllo potenziato dall'Arma nel fine settimana nell'area di Monselice, dopo una serie di episodi di violenza con protagonisti giovanissimi. Oltre al 54enne in manetta è finito da mano terme un 36enne destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di furto. In totale sono state controllate 38 persone e 3 esercizi pubblici. La cronaca ora ci porta nella Marca, Lovadina di Spresiano. Ieri un incidente provocato da un giovane che era ubriaco, è risultato positivo l'alcol test, giovane che ha provocato anche la fuoriuscita di un'altra automobile che è finita nel fossato proprio per evitare la sua macchina. Alle 11 del mattino guidava ubriaco e probabilmente a causa dell'alta velocità ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada, feriti i 2 amici che erano a bordo della vettura. E poteva andare ancora peggio perché in senso opposto proveniva un'altra auto condotta da un 48enne di Maserata con la moglie seduta a fianco e per evitare la Fiat Multipla fuori controllo ha sterzato di lato finendo nel fossato. Attimi di paura stamane in via Carducci a Lovadina di Spresiano. A provocare l'incidente un 26enne del posto. Il giovane, dopo che la sua auto è uscita di strada, si è allontanato di pochi metri sedendosi per terra e all'arrivo dei carabinieri si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Soccorsi dai sanitari del 118 i 2 amici di 24 e 22 anni che erano in auto con lui. Hanno riportato diverse lesioni, per fortuna non gravi. Tanta paura ma nessuna ferita per i 2 coniugi a bordo della seconda auto finita nel fosso per evitare l'auto dei ragazzi. Sul posto i vigili del fuoco, il SUEM è intervenuto con 3 ambulanze ed i carabinieri di Villorba che hanno eseguito i rilievi. Allora noi da Villorba ci spostiamo a Roncade, vi facciamo vedere la storia di un murales, un disegno meraviglioso di una bambina che ha vinto un concorso, un murales che è stato deturpato e vi raccontiamo di una raccolta fondi che possa aiutare a ripristinarlo. Mi è venuto in mente perché tutti si possono innamorare di tutti e quindi ho scelto di disegnare l'elefante Lappe. Appena ho visto il bozzetto me ne sono innamorato e l'ho trovato perfettamente adatto al mio stile pittorico e all'idea che avevo in testa di rappresentare l'amore. Un elefantino con le ali che si trasforma perché è innamorato di un'ape, un dipinto che racconta come l'amore sia tale in qualsiasi forma, che tu sia elefante oppure ape. L'opera di street art Love is Love, ideata e realizzata dal noto artista trevigiano Manuel Giacometti su una parete della cabina Enel di fronte al centro commerciale Arsenale di Roncade, era stata realizzata grazie ad un concorso che aveva come protagonisti proprio i più piccoli. 2 giorni fa è stato deturpato. Ad accorgersene i genitori della piccola, il murales era ben visibile agli automobilisti che percorrevano la Treviso Mare, ma l'amore non si ferma nemmeno davanti ad un atto vandalico. L'idea nostra è quella di portare avanti questo atto vandalico proprio combattendo l'odio con l'amore e ci stiamo riuscendo benissimo perché un paio di giorni fa ho indetto una raccolta fondi, un crowdfunding sui social
è la bellezza che deve vincere e il rispetto e l'educazione. Chiunque abbia piacere di poter disegnare qualcosa faccia richiesta ai proprietari della parete ed esprima quindi con il consenso l'idea che ha di arte. La raccolta fondi per ripristinare l'opera è partita e se l'autore o gli autori di questo gesto difficile da comprendere per una bambina di 9 anni fossero in ascolto, la piccola Altea ha voluto mandare a loro un messaggio sincero, autentico, come solo una bambina sa fare. Ho pensato che poteva pensarci prima, quello che l'ha rovinato, e che poi lo perdonerò solo se aiuta a rifarlo e se mi chiede scusa e se non lo farà più. Ci fermiamo pochi secondi di pubblicità, poi parleremo di disturbi alimentari con i servizi dell'ULSS 2. A tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno, ben ritrovati. Apriamo questa pagina dedicata ai disturbi alimentari. Allora, avete sentito un po' le notizie di cronaca, siamo partiti da Col San Martino nella Marca con l'incendio e i 2 anziani ricoverati, poi la notizia che ci ha portato a Padova della donna, l'83enne, che è stata letteralmente assalita dai suoi molossi e le sono state amputate le braccia. Poi abbiamo parlato di Papa Francesco che, come ben sapete, arriva a Venezia domenica. Antenna 3 sarà al vostro fianco a partire dalle 7 del mattino perché racconteremo la giornata del Papa a Venezia in una lunghissima diretta con i nostri inviati. Adesso invece apriamo una pagina dedicata alla salute e al benessere delle persone, dei ragazzi, ma soprattutto delle famiglie. Allora io vi presento gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Sono Francesca Titton. Buongiorno Francesca, Centro Disturbi Alimentari dell'ULSS 2. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Francesca, e poi abbiamo Chiara Baggio, psicologa e psicoterapeuta sempre del centro dell'ULSS 2. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Allora, perché abbiamo scelto di aprire una pagina dedicata ai disturbi alimentari? Perché nell'ultimo periodo qualcuno nomina anche il Covid, i disturbi alimentari sono aumentati ed è aumentato anche il numero delle persone, delle famiglie che si rivolgono a questi centri. Ce ne sono tanti sul territorio, l'ULSS 2 è un centro d'eccellenza. Allora, io partirei proprio da qui, Francesca. Chi si rivolge a voi con quali richieste, con quali problematiche? Chi arriva al vostro centro? Allora, noi intanto premetto che siamo un centro provinciale riconosciuto dalla Regione, per cui il nostro bacino di utenza è molto ampio perché fa riferimento a tutti e 3 i distretti, quindi Treviso in primis, ovviamente comprendendo anche Oderzo, Asolo, Castelfranco e Pieve di Soligo, Conegliano. Pertanto il nostro bacino è ampio e se consideriamo che nel mondo circa 55 milioni di persone sono affette dai disturbi alimentari, anche nel nostro territorio la quantità di utenza che chiede un intervento da parte nostra è molto elevata, perché parliamo circa di un 500 cartelle, un 360 circa prime visite in questo ultimo anno. E chi si rivolge al nostro centro... 500 cartelle, mi perdoni Francesca, sono proprio casi... In carico, quindi in attivamente. Un anno? Sì, in un anno. Ci picchia. E infatti l'incidenza, il numero di utenti è molto elevato, anche se in realtà è anche sottostimato, perché ovviamente queste sono le cartelle che vediamo noi, ma di fatto nel territorio ci sono anche situazioni di pazienti che non arrivano alla nostra osservazione, quindi il numero è sottostimato e la quantità è molto, molto elevata. Se pensiamo in Veneto sono 3.000 le persone affette da questo tipo di problematiche. Il nostro centro ha l'esclusiva che la facilità di accesso è un qualcosa che permette comunque alle persone di poter chiedere aiuto facilmente. Noi abbiamo un numero unico centralizzato e che, se posso anche dirlo, che così magari se qualcuno poi proviamo può anche servire. a metterlo in sovraimpressione, okay. Adesso lo comunico alla regia. Allora, il numero è 0422 sì? 322 961. Ripetiamolo, allora 0422 322 961. Quindi lei, Francesca, ci sta dicendo che basta una telefonata? Sì. E questo potrebbe essere un primo, eventualmente, approccio in cui le persone chiamano spesso pazienti, chiamano familiari, ma a volte possono chiamare anche amici, conoscenti, insegnanti o qualcuno che ha dei dubbi e vuole capire un po' di più come poter dare un aiuto anche ad un conoscente. Poi però ci sono anche altre modalità di invio, per esempio
può esserci un accesso diretto al pronto soccorso o l'intercettazione, soprattutto dei casi per esempio più giovani, anche da servizi come la pediatria o la neuropsichiatria infantile. E stiamo parlando di bambini che si trovano in pediatria, sono ricoverati in pediatria, e nel momento in cui arrivano al vostro centro è perché esiste una sorta di, mi perdoni, cronicità del disturbo, no? Hanno bisogno di essere seguiti non più nell'urgenza ma nel lungo periodo, è corretto? Sì, l'unica cosa su cui non sono del tutto d'accordo è il termine cronicità. Noi ci teniamo tanto a non utilizzare questa parola, perché in realtà il termine cronicità fa pensare a un qualcosa da cui forse non si può uscire dal problema, e invece preferiamo utilizzare termini gravità clinica, perché spesso gli esordi, soprattutto per esempio in pediatria, hanno a che fare con delle complicanze mediche importanti, ma questo non significa che non ci sia la possibilità di poter risolvere il problema, ovviamente affidandosi a un'equipe multiprofessionale specializzata. Infatti una delle problematiche più importanti per quest'ambito è proprio il trovare professionisti specializzati e formati su questo tipo di problemi. E per quanto riguarda l'utenza, in particolare quella minore, può arrivare anche dalle neuropsichiatrie infantili, perché il nostro servizio è appoggiato, diciamo, al Dipartimento di Psichiatria, ma questo non significa, uno pensa magari alla psichiatria e pensa all'età adulta, ma in realtà il bacino di utenza è proprio per tutte le età, quindi qualsiasi tipo di utenza con un'età anche minorile può chiamare al numero centralizzato anche per avere semplicemente delle informazioni, oltre che per chiedere una visita specialistica, insomma, ecco. Aspetta Chiara, ma quindi i disturbi alimentari sono di qualsiasi età, anche età giovanissime? Anche età giovanissime, arrivano alla nostra attenzione persone più grandi, però soprattutto nell'ultimo periodo ci siamo abituati a dover affrontare anche problematiche legate a dei bambini e dei ragazzini, e quindi ancora di più a lavorare con le famiglie. È un po' una caratteristica del nostro lavoro quella di coinvolgere i familiari, i genitori, e con i pazienti più piccoli questa cosa è ancora più importante. Allora, lei è psicologa, psicoterapeuta, quindi mi aggancio un po' a quello che diceva Francesca, questa equipe che lavora insieme, no? Dalla presa in carico al seguire proprio queste persone che sono pazienti, e poi immagino anche a seguirli nei vari percorsi della vita, no? Perché è un decorso molto lungo. Come diceva la dottoressa Titton, è indispensabile lavorare all'interno di un'equipe multiprofessionale, e il Ministero della Salute indica come gold standard nella presa in carico l'approccio ambulatoriale, che rimane quello di elezione. Poi, in base alle caratteristiche e alla gravità del disturbo, ci sono 5 livelli di intensità di trattamento in base alle caratteristiche. Però il nostro lavoro vuole focalizzarsi soprattutto sull'accoglienza in ambulatorio, e stabilire una relazione di fiducia buona con la ragazza, il ragazzo e con la famiglia è davvero tanto importante, perché il percorso può essere un po' lungo ed è necessario che ci siano momenti di confronto in cui la fiducia si conferma. Senta, ma sono consapevoli le persone che arrivano da voi di rischiare anche la vita scegliendo, insomma, di far diventare il cibo un nemico? Quello che rende difficile, più difficile il lavoro per chi si occupa di disturbi dell'alimentazione è il fatto che il disturbo sia egosintonico, ovvero la persona che soffre di un disturbo dell'alimentazione è poco critica rispetto ai pensieri e ai comportamenti che mette in atto. Anche per questo è importante lavorare in rete, lavorare con la famiglia, in modo che ci sia una cornice di protezione anche rispetto alla persona che in quel momento non si accorge che sta mettendo in atto dei comportamenti che non sono protettivi. Poi fortunatamente passo passo, insomma, vogliamo anche dare un messaggio di speranza. Certo. Si tratta di un disturbo che si può trattare, e le persone cambiano la qualità della loro vita nel tempo, per cui insomma questo è importante. Ci tengo a dire che molti genitori si rimproverano di non essere riusciti a intercettare in tempi utili il fatto che il disturbo si stesse sviluppando, ma è molto difficile farlo, soprattutto all'inizio, perché
a volte prima che ci sia un'espressione sintomatica conclamata cambiano un insieme di fattori, quelli emotivi legati al ritiro sociale, al controllo del peso, fino ad arrivare a una conclamata alterazione delle condotte alimentari. Ma all'inizio non è così semplice, è un po' più semplice accorgersi di una sorta di ritiro che i ragazzi e ragazze possono manifestare e anche, come dire, di oscillazioni del tono dell'umore che magari un genitore può notare. Spesso queste caratteristiche si sovrappongono un po' a quelle della preadolescenza e dell'adolescenza, per quello non ci viene da rimproverare nessuno se non ci si riesce ad accorgere per tempo che un disturbo si sta sviluppando. Quello che è importante è riuscire a fare una richiesta di sostegno ed iniziare a lavorare insieme. Allora Francesca, la richiesta arriva, lei ci diceva, mi ha stupito molto, no? Arrivano le telefonate di persone che stanno male, di famiglie, ma anche di amici, di compagni di classe, cioè di persone che vedono le persone cambiare e le vogliono aiutare. Certo. Sì, che cosa succede dopo? Dopo che appunto le persone chiamano, allora chi chiama solamente per informazioni e al telefono risponde un operatore formato nell'ambito dei disturbi dell'alimentazione che quindi sa dare tutte informazioni anche su che cosa poter fare per approcciarsi e convincere la persona a chiedere aiuto, perché spesso il problema appunto dell'egosintonia, come diceva Chiara, è che le persone in quel momento non spesso chiedono aiuto perché non sentono che c'è effettivamente un problema e quindi non è semplice convincere un figlio o un amico piuttosto che un conoscente a rivolgersi ai servizi e quindi vengono dati anche un po' dei consigli strategici, se vogliamo, nel far sì e nell'accedere al servizio. E una volta che la persona comunque ha chiamato vengono date le indicazioni più che altro anche concrete su come fare poi per accedere. Serve un'impegnativa del medico di base. L'impegnativa ha come diciamo obiettivo quello di fare una valutazione di solito multiprofessionale, quindi una valutazione psichiatrica, una valutazione psicologica e una valutazione nutrizionale o dietistica. In ogni caso la scelta di capire quale priorità viene data è stata presa una decisione condivisa con l'equipe di permettere all'operatore di capire qual è un po' l'urgenza dell'intervento e quindi tramite una scheda di accoglienza, noi la chiamiamo in questo modo ma è una semplice intervista telefonica, si valutano quali sono un po' i fattori di rischio rispetto in particolare a problematiche mediche di salute o necessità di altro tipo di intervento e quindi viene data poi una priorità, un po' come un triage di un pronto soccorso, viene data una priorità e a seconda dell'urgenza si fa una visita magari prima nutrizionale e poi psicologica o viceversa. Ma è vero Francesca che insomma dal Covid in poi sono aumentati gli accessi o è un mito? Insomma... Allora no, questo è sicuramente vero purtroppo, nel senso che la pandemia è stata un po' come una lente di ingrandimento per cui ha accelerato un processo mettendo in evidenza un numero più elevato di persone che hanno avuto questo problema, probabilmente anche rispetto a dei fattori socioculturali che sono cambiati. E di fatto l'unica cosa che forse un po' ci rassicura è che negli ultimi 2 anni abbiamo visto che se c'è stato un trend di aumento importante post-pandemico, attualmente i dati sono più o meno stabili. Anzi, avevamo proprio raccolto i dati recenti di quest'ultimo trimestre e quasi sembra che ci sia una sorta, non possiamo parlare di miglioramento, ma semmai di riduzione insomma, del numero di nuovi casi. E quindi questo in qualche modo ci dà speranza che se il trend era in aumento, in questo momento quantomeno siamo un po' più fermi ecco, su questo. Anche perché c'è una divulgazione che viene fatta, noi in primis vogliamo fare la nostra parte, ho visto che lei è arrivata col fiocchetto lilla, il fiocchetto lilla che è il simbolo un po' della giornata, no? Dedicata ai disturbi alimentari, quindi si sta facendo molto anche a livello di consapevolezza. Abbiamo capito che questa società ha veicolato attraverso vari mezzi, ad esempio i social, dei modelli particolari e che questi modelli possono anche aver fatto del male, no? All'idea che le persone possono avere di sé, no? Cercando, come dire, un confronto, no? Io non sono così. Intanto le chiedo una conferma di questa mia lettura spicciola. Sì, allora sicuramente c'è questa lettura, ma quello che noi ci teniamo sempre a dire è che i disturbi dell'alimentazione non sono un problema esclusivamente di cibo e di peso,
Ma diciamo che, se vogliamo un po' parlare di quello che è il nucleo, insomma, del problema, sono persone che hanno una fatica nel valutare loro stessi e spostano la valutazione del proprio sé al peso e al corpo, quindi danno un'importanza a questi aspetti della vita come se fossero appunto l'unico elemento indispensabile per capire quanto posso valere come persona. E quindi se inizialmente il peso, il cibo sono anche uno strumento quasi in qualche modo per sentirsi un po' più forti, poi diventano, noi diciamo a volte paragoniamo un po' il disturbo dell'alimentazione ad una prigione, diventa una prigione da cui poi la persona non riesce più ad uscirne e cade all'interno di un circolo per cui per intervenire e per uscire da questa prigione c'è bisogno proprio di un'equipe specializzata, nel senso che da soli è molto difficile uscirne, e mentre se si è seguiti da un'equipe specializzata la probabilità di stare bene c'è. L'altra caratteristica, e volevo sottolineare anche questo, è importante per pensare ad una uscita dal disturbo, diciamo in modo efficace, è prendere la problematica il prima possibile. E questo noi ci teniamo tanto, infatti, a dirlo anche per i familiari. A volte sottovalutare la problematica è quasi peggio, è meglio una telefonata in più al centro, sentire un parere e viene già detto se effettivamente c'è un rischio e vale la pena di iniziare un percorso appunto magari ambulatoriale e solo psicologico, o se invece effettivamente non c'è nessuna problematica e quello che vediamo è semplicemente un comportamento anche normale che ci può essere nell'adolescenza, insomma. Ecco. Allora i campanelli d'allarme, i primissimi, Chiara, quali sono? A cosa dobbiamo stare attenti? Allora, dei cambiamenti evidenti legati al controllo del peso del corpo, variazioni di peso che non siano giustificate da altri tipi di problematiche, il fatto di trascorrere molto tempo nel tentare di controllare il corpo, questo anche rispetto ai social che espongono le persone a maturare un'insoddisfazione corporea, perché di solito sui social, che non vogliamo demonizzare per partito preso, ma sui social molte immagini e video rimandano al corpo ed è probabile che i ragazzi e le ragazze ricevano dei commenti anche negativi legati al loro corpo o dei suggerimenti su come migliorarlo e sviluppino nel tempo un'insoddisfazione corporea che poi diventa un nucleo importante rispetto al disturbo dell'alimentazione. Quindi si diceva un controllo esagerato, il pesarsi, il considerarsi troppo pesanti rispetto invece al peso che si ha e anche a una recente perdita di peso, quindi l'essere sottopeso eppure essere insoddisfatti rispetto al peso, ma anche dei comportamenti legati al rituale del pasto. Di solito le famiglie sono abituate a mangiare assieme, quindi l'alzarsi prima da tavola, il dire di aver mangiato in momenti diversi da quelli del resto della famiglia, lo spezzettare il cibo in piccole parti, il bere molto durante il pasto, il masticare esageratamente il pasto per prolungarlo avendo ridimensionato le porzioni, focalizzarsi in modo particolare sul contenuto dei cibi, calorie, grassi, che ne so, tentare di tamponare i cibi per estrarre condimenti, tutti comportamenti particolari che rimandino a una sorta continua di controllo, ma anche l'iperattività, dove per iperattività non si intende solo andare in palestra, anche adoperarsi in faccende domestiche, laddove un adolescente di solito non si comporterebbe in questo modo, oppure adottare comportamenti di compensazione, oltre a quello dell'iperattività, ad esempio con il consumo di diuretici, di lassativi, il vomito indotto, o nel peggiore dei casi anche l'utilizzo di sostanze che abbiano un effetto anoressizzante, come ad esempio le anfetamine o la cocaina. Sono realtà con cui voi venite a contatto quotidianamente? Facilmente? Sì, e anche una multisfaccettatura di problematiche, quindi di solito i disturbi dell'alimentazione si accompagnano ad altri comportamenti problematici, che possono essere il self-cutting piuttosto che il consumo di sostanze. Quindi per questo la presa in carico multiprofessionale e anche l'integrazione fra servizi e la collaborazione che noi abbiamo quotidianamente ci permette di supportare gli adolescenti e i giovani adulti a tutto tondo rispetto a una serie di manifestazioni che possono presentare. Diceva Francesca, abbiamo un'equipe, a volte sono difficili da trovare, no? Perché bisogna essere altamente specializzati su questo tema.
Ma sono così pochi. Vabbè, sappiamo che insomma la sanità sta cercando professionisti un po' a destra e a manca, anche nel vostro settore allora? Allora purtroppo sì, anche nel nostro settore, anche perché è un settore abbastanza esclusivo, nel senso che nel momento in cui un professionista ha raggiunto il proprio titolo, diciamo, di formazione, che può essere, va bene, nel mio caso io sono uno psichiatra, psicoterapeuta, la collega è una psicologa, psicoterapeuta, ma ci possono essere i nutrizionisti e i dietisti e altre figure professionali. Non è sufficiente solo quello, ma sono necessari altri corsi di approfondimento per il tema specifico. Infatti una delle cose che anche la Regione Veneto tiene molto rispetto a questo è proprio la formazione degli operatori che si dedicano a questa problematica, perché o una persona appunto è formata e è in qualche modo ha una predisposizione, se vogliamo, anche rispetto alla cura di questo tipo di utenza, altrimenti il rischio è a volte che si possano anche aggravare le situazioni. Quindi se una persona si rivolge ad un terapeuta, ad uno specialista, noi vediamo spesso situazioni in cui arrivano da noi dopo vari tentativi di percorsi terapeutici fatti però da persone che magari non hanno una formazione specifica. E la cosa difficile è che il personale c'è e non c'è, appunto per la carenza del personale, ma anche il personale che c'è, a volte c'è un turnover e quindi è importante mantenere una formazione continua annuale. E su questo la Regione diciamo che appunto attiva un piano biennale che ha permesso anche nella nostra ULSS di attivare percorsi e formare persone in questi ultimi anni, anche con le carenze e le difficoltà post-Covid, per poter mantenere comunque un livello molto eccellente, direi, di interventi che facciamo. Insomma, ecco, diciamo che l'ULSS 2 rispetto a questo è molto avanti a livello nazionale sulle evidenze scientifiche anche dei trattamenti che vengono svolti, sia a livello ambulatoriale ma anche a livello di presa in carico ospedaliera. Allora lo ricordiamo, Francesca, il numero, ricordiamolo ancora una volta, poi magari noi lo sottolineeremo anche nei nostri servizi, lo 0422 322 961 322 961. Un sospetto, vi abbiamo fatto venire in mente qualcosa attraverso le parole di Chiara, ecco, insomma c'è un centro d'eccellenza a livello provinciale riconosciuto dalla Regione per i disturbi alimentari. Partire subito, no? Partire subito per riuscire davvero a darsi la possibilità e dare la possibilità a chi amiamo di affrontare un percorso che sia un percorso di rinascita. Grazie per essere state con noi Francesca Titton, psicoterapeuta del Centro dei Disturbi Alimentari, e la dottoressa Chiara Baggio ancora per essere stata con noi, psicologa e psicoterapeuta. Io vi voglio ricordare in chiusura che questa sera ovviamente torna l'informazione di Ring, metteremo la politica alle corde, questo è il sondaggio che vi propone la puntata di questa sera dalla sentenza della Cassazione che ha scoperchiato il vaso di Pandora, come dire, sottolineando la differenza tra autovelox che sono stati autorizzati ma non sono omologati. Autovelox non omologati, spegnerli tutti è il quesito che vi pone il sondaggio. Come sempre sapete che attraverso una chiamata che è sempre gratuita potete esprimere la vostra preferenza e l'esito del sondaggio ve lo racconteremo questa sera nel corso della puntata di Ring. 0422 16 266 691 0422 16 266 90 e sono i due numeri di telefono attraverso cui potete esprimere le vostre preferenze. Vi ricordo che dopo di noi la nostra Alice Montagnier affronterà il tema genitori-figli, le sfide dell'educazione nella società moderna, quindi non perdete ancora questo momento di approfondimento. Grazie ancora alle nostre professioniste per essere state con noi, Francesca e Chiara, e a voi telespettatori per averci seguito in questa prima edizione. Buon inizio di settimana ancora a tutti voi e arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Benvenuti al Meteo. La settimana inizia con un peggioramento del tempo che sarà via via più instabile. Vediamo il dettaglio di lunedì 22 aprile. Sul Veneto inizialmente cielo molto nuvoloso, col passare delle ore avremo precipitazioni via via più diffuse, specie a partire dalla serata. Temperature in calo, minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 12-14 gradi.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino sarà un po' più soleggiato, nuvolosità in aumento a seguire con cielo anche coperto. Avremo pioggia a partire dalla sera. Temperature minime tra 4 e 6 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni un po' ovunque, eventualmente nevose anche a quote medio-basse. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno ai 9-11 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.